Salve a tutti e benvenuti a questa ennesima puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuti a tutti e benvenuto Marco Testoni. Allora, oggi abbiamo un compositore, amico carissimo, che qualche volta è intervenuto già da noi, probabilmente nelle varie nostre, diciamo così, tavole rotonde tematiche su problematiche varie del mondo della composizione. Trattasi di un musicista piemontese, Enrico Sabena, che ultimamente poi è stato protagonista musicale di una colonna sonora di un film indipendente che però ha avuto un'eco notevole, direi, caro Massimo. Parlaci un po' più di lui nel dettaglio. Allora, il film di cui poi andremo a sottolineare un po' tutto questo successo inaspettato è Onde di Terra, ma il nostro caro Enrico Sabena, che ha partecipato anche in alcune volte, in alcune occasioni, con articoli su colonne sonore, anche articoli molto particolari, molto simpatici, direi. C'era una famosa chiacchierata con Ennio Morricone, Bach e non vi dico chi altro, andatevela a scovare negli articoli di colonnesonore.net. Ma Enrico Sabena è un compositore eclettico, produttore, arrangiatore, musicista, sound designer, fonico di mix. In lui diciamo che convivono diversi aspetti della musica applicata alle immagini, e non solo, perché nella sua carriera ha curato diversi aspetti, spot, film, documentari, cartoni animati, e il suo diciamo film d'esordio è stato Corazon de Mujer. De Mujer. Lo dici tu, va benissimo uguale. E poi ha avuto anche film di una certa importanza, perché ha curato la colonna sonora di un film drammatico, una storia vera, un film di guerra, My Life 4, e tanti altri progetti, tra cui anche diciamo una rimusicazione, un riarrangiamento, diciamo una nuova versione del celebre tema del cinema, della storia del cinema di Max Steiner, per Via col vento, sigla di apertura da tantissimi anni a questa parte di Porta a Porta e qui di Bruno Vespa. Quindi comunque veramente una carriera eclettica, e oggi ci andiamo a fare raccontare direttamente della sua persona questa sua carriera sfaccettata. Allora, via, facciamolo entrare. Eccolo qui. Ciao Enrico, ciao. Ciao Marco, ciao Massimo, ciao a tutti. Sono fuso, ma nel senso che gli altri hanno il fuso orario, io ho il mio fuso non ha orario, è H24, perché arrivo adesso da una duplice produzione in Asia e poi un'altra appunto negli Stati Uniti, e qui quando gli asiatici dormono gli americani sono svegli e viceversa, e io sono in mezzo, e quindi c'è sempre qualcuno che per cui Questo sono praticamente i retroscena proprio di chi lavora con l'estero, però pur restando in Italia, insomma, e quindi lo posso capire, caro Enrico. Senti, allora, io e noi invece vogliamo iniziare da te, dai tuoi inizi, no? Perché la tua storia, insomma, è abbastanza corposa, non sei più un giovincello, come si suol dire, quindi hai attraversato come il sottoscritto dei periodi, ecco, però in generale come ti sei avvicinato alla musica dal punto di vista professionale? Quali sono stati i tuoi primi passi? Io sono entrato in studio che avevo 19 anni ed era il 1988, quindi facevo il calcolo di quanti anni sono ormai, e nello studio si lavorava tutto in analogico ancora, no? Marco, ti ricordi anche tu? Me lo ricordo, sì. Tagli su nastro, insomma. Lo Studer, il quarto di pollici. Revox, eccetera. Poi io, siccome sapevo leggere le partiture, parallelamente stavo frequentando il conservatorio, quindi leggevo le partiture orchestrali, suonavo pianoforte, eccetera, così. Quindi tutte le registrazioni acustiche dell'orchestra le facevano fare a me. Adesso ovviamente col computer digitale, quando poi è arrivato il primo Pro Tools nel 91, era un paradiso, undo, si tornava indietro, hai sbagliato a fare un taglio di nastro, lì invece dovevi tagliare il nastro nell'orchestra con il violino singolo che faceva, partiva da sotto, non era nemmeno un transiente, per cui dovevi andare lì a ascoltare, tagliavi, attaccavi con lo scotch, poi cavolo è venuto sbagliato, avevo mangiato un pezzo e sentivo il tic, andavi a togliere lo scotch, a rimettere, insomma è stato.
Però questa esperienza, come dire, mi è servita perché registrare l'orchestra, venire a conoscenza degli strumenti dell'orchestra, il rapporto con i musicisti, in realtà mi ha messo nelle orecchie il sound acustico, per cui poi quando c'è stata poi tutta la rivoluzione digitale che di lì a pochi anni, a breve, è arrivata con il computer, l'utilizzo dei suoni campionati, eccetera, così io in qualche modo o me lo andavo a ricercare appunto andando a registrare i musicisti veri, eccetera, così, o in qualche modo cercavo anche con l'elettronica di quel tempo, che era comunque un'elettronica ancora primordiale, basica, comunque di tirare fuori delle situazioni che comunque fossero vive, non di plastica. La fortuna che ho avuto, questo lo devo proprio dire, è che io sono originario di Saluzzo, e a Saluzzo c'è una struttura che c'è tuttora, che si chiama APM, Alto Perfezionamento Musicale, che attualmente fa ancora dei corsi per tecnologici, tecnici del suono, eccetera, così. In quel tempo, quindi sto parlando dell'88, anche prima c'erano tutti i corsi di musicisti orchestrali di perfezionamento post conservatorio. Poi nell'88 avevano provato a mettere su l'anno zero dei corsi per fonici, tecnici del suono. Ma l'obiettivo, adesso vi mettete a ridere, cioè sorridere, l'obiettivo di quel periodo era formare i fonici finalizzati a registrare la musica classica. Perché una grande difficoltà in quel periodo, in Italia, così, era che diciamo, chi era musicista, e quindi andava a essere registrato, non sapeva minimamente cosa dire, cosa volere, cosa in sede di registrazione, come relazionarsi con i fonici. Chi era fonico, che sapeva registrare, eccetera, però non sapeva una mazza di musica classica, normalmente. Per cui volevano preparare quella figura così. Poi, da lì in avanti il corso si è evoluto, nel senso che, con me dentro, eccetera, l'anno zero, i dirigenti hanno capito che puntare soltanto al mercato della musica classica in Italia sarebbe stato, come dire, un suicidio. Riduttivo. Per cui hanno incominciato a ampliare, qui allora spiegare il MIDI, le cose non solo più soltanto classiche, per cui per me, che io avevo la mia tastierina, suonavo e poi mi portavo avanti il programma di conservatorio, eccetera, così, alla fine, cavolo, è stato... Io ho frequentato il corso per tecnici del suono dicendo un anno sabbatico, finito il liceo, faccio quello, poi mi iscrivo poi all'università l'anno dopo, e poi invece mi hanno tenuto a lavorare in studio, a registrare le orchestre, così. Poi sono diventato responsabile della regia, sono rimasto lì qualche anno, mi sono fatto più le ore. Ecco, no, è proprio questo ti volevo dire, no? Nel senso, tu parli di produzioni discografiche, leggo nella tua biografia, si parla proprio di questa cura che c'era all'epoca della produzione discografica, che era in qualche modo un modo professionale di lavorare che adesso si è un po' perso, no? In qualche modo. Sì, la discografia in quel periodo era ancora, diciamo, in auge, per cui c'erano soldi e investivano nelle produzioni, per cui ti dico, il Paolo Conte che veniva lì a fare esperimenti col piano coda e il quartetto d'archi, eccetera, o lo stesso Baglioni che è venuto a registrare tutta l'orchestra di Io sono qui, ma nemmeno registrare, è venuto, è stato 3 settimane chiuso nel 1993, chiuso in studio a sperimentare arrangiamenti con Pasquale Minieri, produttore. Io ero lì, io ero un po' il boccia, giovanissimo, ero responsabile dello studio e al servizio delle produzioni grosse che arrivavano, per cui così mi facevo le ossa. Tra l'altro, aneddoto, così lo saluto, Fabio Venturi, fonico forum, certo, di Morricone, eccetera, così. Il corso per fonici che io ho frequentato, ecco, io avevo come compagno Fabio Venturi, nel senso che io ero il più giovane, avevo 19 anni, Fabio Venturi era il più grande, ne aveva 24. Quel corso, oltre alle cose teoriche, le lezioni teoriche e la pratica nello studio legato proprio alla struttura, prevedeva un periodo di stage in esterno e lui l'avevano mandato al forum. Io poi ho scoperto una cosa, tuttora così, che, come dire, ciascuno di noi ha dei doni, diciamo così, quindi uno dei miei specifici che mi riconosco di avere, perché mi sento facilitato in questo senso, è che quando io ascolto una produzione discografica, un missaggio, io riesco con le orecchie a riprodurti proprio il missaggio vero e proprio.
il reverb, la tipologia di riverbero. Per cui voi immaginate, io una situazione di quel periodo in cui stava cambiando tutto, è arrivato il digitale, così, io a un certo punto volevo fare la produzione, stavo già facendo gli arrangiamenti nelle ore buche, conto terzi, mi sono staccato, ho investito quei soldi che mi ero fatto come stipendio, dove gli altri si compravano la macchina e altre robe, la moto, eccetera. Io mi compravo i primi registratori digitali, gli ADAT, i Fostex, eccetera, e mi sono fatto uno studio mobile che giravo l'Italia, compreso la mia Opel Kadett Station Wagon, tutto montato dentro, e andavo a lavorare dove serviva. Quindi c'era Pinco Pallino che registrava musica classica in Toscana, bene, io andavo lì, gli montavo una situazione in una cappellina o da qualche altra parte e lo registravo. C'era l'altro che faceva le canzoni fatte così, voleva gli arrangiamenti e allora glieli facevo. Quando sei approdato in realtà effettivamente nell'ambito della musica applicata alle immagini? I primi lavori per musica per immagini, allora io sono stato chiamato perché praticamente sono chiamato dalla pubblicità, perché la pubblicità in quel periodo, adesso è diverso, comunque quel periodo faceva o prendeva pezzi famosi, tra virgolette, quindi dalla discografia, canzoni così, oppure si faceva fare pezzi originali quando serviva e se li faceva fare però dagli stessi professionisti che lavoravano o per il cinema o per, quindi erano sempre le stesse persone che certo. da dietro. Praticamente dagli grandi spot pubblicitari, dalla Ferrero soprattutto all'inizio, e poi ero venuto a contatto con un grande professionista con cui ho iniziato a lavorare, che è Silvio Pautasso, che lui era stato il direttore dell'animazione della Gabriele del Gatto con Enzo Dalò, eccetera. Per cui praticamente ha incominciato a fare anche film lui faceva i film per la Ferrero, quelli che uscivano con le merendine, eccetera. Quindi hanno stampati 1 milione di DVD, non so se passa la cifra, cioè, realmente. E praticamente dopo aver sentito le cose che facevano, ha detto: ma questo è bravo, Per cui, ciao Silvio, ti saluto. Per cui praticamente dalla Ferrero hanno incominciato a chiamarmi, non tanto per le grosse produzioni italiane, ma per alcune produzioni estere, tipo, non so, nel 2004, sfruttando le, diciamo, capacità discografiche, per cui nel 2004 serviva lo spot per la Nutellina in 3D per le Olimpiadi in Grecia, serviva una cover, ma nemmeno cover, ma nemmeno soundline, una copia, ma serviva un pezzo in stile Spice Girl. Allora, io siccome lavoravo per la discografia, mi chiedi una roba così, strofa e ritornello, la faccio fare. Ho conosciuto i professionisti dell'audio-video, che sono gli stessi che lavorando per la pubblicità lavorano per la TV, per cui con Silvio Pautasso e la sua società di produzione abbiamo fatto poi i cartoni animati Uffa che pazienza, tratti da mia pazienza, sono andati poi su Rai 2, eccetera, così. E poi da lì, tanti esperimenti e così, ho avuto anche lì il colpo di fortuna che mio caro amico che conoscevo da tempo e poi avevo perso di vista perché se n'è stato in Bolivia, poi aveva studiato cinema a Londra, che è Davide Sardella, aveva fatto questo film che si pronuncia Corazones, che è plurale. È plurale, ecco. È stato il mio primo film cinema che ho fatto, l'ho fatto nel 2006, è uscito nel 2008. E quando è uscito nel 2008 siamo andati dritti finati con il mio primo film al Festival di Berlino perché era piaciuta sia la tematica. La tematica raccontava di questa ragazza marocchina che viveva a Torino, che tornava in Marocco per rifarsi la verginità tecnicamente perché in vista del matrimonio, quindi c'era tutta una commedia barra dramma esistenziale, quindi ma quello che era piaciuto da un lato e poi dall'altro lato è stato il motivo per cui il film è stato poi distrutto dopo, è che nel 2000, a quel periodo, era uno dei primissimi casi di film low budget. Ora tu parli oggigiorno di low budget, insomma, proprio come produzione, ed è una cosa fanno tutti, cioè chi più chi meno, ma cioè, si fa perché se no non si fa più niente quasi. E in quel periodo era una novità. Era una novità, Berlino ha chiamato, siamo stati lì, eravamo lì insieme a Caos Calmo, era quell'anno lì, il 58esimo della Berlinale, eccetera, eccetera, con i tedeschi che parlavano benissimo di noi, piuttosto che degli altri grossi film italiani. E magari per, diciamo, il conflitto con l'Italia, sapete, dai tedeschi. Per cui praticamente poi Corazon de Mujer, come dire, è stato anche un po' insabbiato perché alla fine di fatto andava un po' contro il sistema
che poi è andato avanti per i fatti suoi, nel senso che il low budget ora da necessità è diventato una virtù. Al Morandini è piaciuta, notevole colonna sonora. Infatti, perché sei stato messo nel Morandini, ma sei stato messo anche in un altro libro molto importante che io ho qui dietro. No, non ce l'ho qui dietro, ce l'ho qui davanti. Vabbè. Allora, senti, io invece ti chiedo che tipo di approccio hai quando lavori a una colonna sonora. Tu parli nella tua bio di intreccio contrappuntistico della colonna sonora. Ci spieghi un po' questo concetto che intendi dire? Ovviamente si sta parlando di colonna sonora cinematografica, dove c'è una storia da raccontare, dove insomma è così. E ovviamente dipende sempre dalla tipologia di film, se più artistico, più commerciale, Io in tutti i film come approccio intanto cerco sempre un guizzo, un qualcosa di originale. E praticamente l'approccio è proprio quello, come dire, di contrappunto, ma è un contrappunto che in cui praticamente cerco di considerare, ovviamente, come la colonna sonora, come un intreccio di più elementi, in cui la musica è uno, ma poi c'è il dialogo, ma poi ci sono gli effetti, eccetera, così, lavorando proprio in mix delle necessità, delle cose della musica, nel senso di perché lì dove ci sono le frequenze delle voci, dove la voce entra, di come la voce è un linguaggio, per cui se non puoi mettere due frasi parlata e melodica contemporaneamente, perché sennò lottano fra di loro. No, allora io voglio dirti una cosa, Massimo, perché tu magari forse lo sai, forse te lo ricordi, ma quest'uomo è talmente open mind che cerca sempre di sapere di più, che io l'ho scoperto sulla mia pelle, in quanto me lo sono ritrovato come allievo del corso di supervisione musicale, ed è tra i pochi compositori, ahimè, e anzi io dico il più illuminato da questo punto di vista, che ha voluto vedere anche come funziona questo segmento del lavoro che comunque è attinente alla composizione, al mondo della colonna sonora. Quindi, nel senso, Enrico già ci ha raccontato che nel suo percorso veramente ha cercato sempre, costantemente di rinnovarsi e di non assomigliare mai a se stesso in qualche modo, ma andare sempre avanti. E io credo che questo sia, Enrico, il tuo specifico, è quello che poi alla fine ti ha portato a essere ancora qui a lavorare. Mi spiego, perché ce lo possiamo dire io e lui, cioè se per tanto tempo uno continua a fare comunque il musicista, vuol dire che è sopravvissuto a tanti cambiamenti, a epocali, perché il passaggio dall'analogico al digitale, ragazzi, è stato qualche cosa di... Enrico, ti volevo chiedere quali consigli ti senti di dare ai giovani compositori? Ai giovani compositori posso dire puntare alla qualità, perché la qualità, quella, posso dire, prima o poi premia. Se non premia subito, comunque premia, perché ci possono essere dei periodi storici in cui la qualità viene intesa magari in modo diverso, così, però puntare a dare il massimo e cercare la qualità. Non abbattersi mai, ma poi soprattutto cercare di cavalcare l'onda dei cambiamenti. Questo è un momento di cambiamento, c'è l'intelligenza artificiale che ovviamente non è da prendere generativa come tutto fatto e finito, ma come un aiuto, e quella può essere davvero un aiuto per sviluppare, per creare, per crearsi una propria personalità. Io passerei a questo punto a parlare di quello di cui abbiamo già anticipato prima, no? A me piacerebbe che tu ci parlassi di My Lai 4, che è questo film in qualche modo dedicato alla guerra in Vietnam, però quasi dalla parte dei vietnamiti. È un film di qualche anno fa, però io lo ritengo veramente molto interessante. My Lai 4 è un film che è stato fatto nel 2010, è stato fatto per il mercato estero, quindi qui in Italia era uscito velocemente nelle sale, nel circuito UCI, ma poi è uscito poi all'estero, e realizzato, filmato nelle Filippine e in Vietnam. Racconta la strage di My Lai, cioè gli americani sono andati lì, hanno fatto fuori tutto un villaggio, diciamo uomini, anziani, donne, bambini, bruciando tutto così. Nel realizzare questo film, a me quello che ha fatto fare lo scatto è che ho conosciuto, mentre lo stavo facendo, le musiche così, una signora
figlia di un italiano combattente nel Vietnam, che nel Vietnam aveva sposato una combattente dai lunghi capelli vietnamita, e dall'unione era nata lei. Così, per cui lei non aveva vissuto My Lai direttamente, ma aveva vissuto tutto il prosieguo, quindi aveva visto anche gli orrori della guerra, eccetera, così, e poi se ne era scappata via quando c'era stato proprio il la grande fuga, ed era ritornata qua in Italia con la famiglia. Però quando è venuta qui in studio, commossa davanti alle immagini, così, mi ha detto: ma sai che c'è, io ho visto i bambini chiusi nelle gabbie in attesa di essere, che venissero bruciate le capanne o così, e allora c'erano i genitori che insegnavano ai bambini, le mamme soprattutto, delle nenie, che i bambini dovevano cantarsi ciclicamente per entrare in trance, in modo che cantando, entrando in trance, alla fine riuscivano in qualche modo a alienarsi da tutto quello che vedevano. E se vuoi te ne canto qualcuna. Quindi è venuta, ha acceso il microfono, mi ha cantato queste neni, e io ho ricostruito poi su questi vocali, su queste melodie in vietnamita, proprio delle canzoni, ci ho messo la base, insomma, ho costruito l'arrangiamento con lei che cantava, lei e la figlia anche, ed è parte della colonna sonora di questo film. Quindi questo qui è un film drammatico, però la mia esperienza proprio umana è questa, che mi sono portato dietro, e poi appunto nel realizzare anche le musiche che accompagnavano i soldati, così la produzione avrebbe voluto mettere dei pezzi dei Doors, non poteva permettersi però i diritti, e allora ha chiesto a me, visto che arrivavo dalla discografia: ma ci fai un pezzo, diciamo, in stile anni 70, bla bla bla. Io l'ho fatto, e That's the Way It Is, fatto insieme a Maurizio Bodrero, che poi l'ha interpretato. Ciao Maurizio. E praticamente That's the Way It Is è la frase con cui il giornalista Walter Cronkite chiudeva tutti i reportage dal Vietnam, così stanno le cose, That's the Way It Is. Quindi abbiamo proprio citato come ricordo appunto di quel periodo. Bellissima, cioè l'hai descritta veramente come un'esperienza, oddio, bruttissima per chi l'ha vissuta, ma per te che hai lavorato a questa colonna sonora, effettivamente deve essere stato toccante poi aver avuto a che fare appunto con chi quelle vicende più o meno le ha vissute. Passiamo invece a tutt'altra situazione, cioè Onde di terra, un film basato e indipendente, ma soprattutto ambientato nelle Langhe, cioè praticamente sotto casa di Enrico. Ecco, quindi si passa da un territorio, questa è anche la bellezza del lavoro del compositore, si passa da un territorio a migliaia di chilometri a invece insomma al proprio territorio. Onde di terra è particolare, perché voi praticamente, adesso vi mettete a ridere, cioè Onde di terra non era una produzione cinematografica. Onde di terra aveva un produttore che non era un produttore cinematografico, era un mecenate, ciao Renato Sevega, che praticamente ogni tanto investiva nella cultura, e voleva una storia di queste terre. Voleva un filmato, quindi proprio la definizione era filmato. Un filmato sulla pallapugno che raccontava le Langhe, è stato fatto e disfatta la sceneggiatura, la storia è stata riscritta finché è diventata quella che è, cioè si è voluto raccontare la storia ambientata nelle Langhe degli anni 70 in Alta Langa, dei Bacialè. I Bacialè erano i mediatori di matrimonio, cioè la ragazza calabrese che veniva su nell'Alta Langa per sposare il ragazzo contadino di Alta Langa senza averlo mai visto, magari conosciuto appunto via lettera, e nel film le lettere scritte però da un altro, per cui lei se ne rende conto dopo il matrimonio che le lettere non le aveva. Insomma, la storia poi alla fine questo ricorda molto vagamente la trama di Bello Onesto Emigrati in Australia, non so se l'avete visto il film. Sì, quello con Roberto Sordi e Claudia Cardinale. Sono storie vere, perché sono stati intervistati tanti anziani novantenni Bacialè, che avevano mediatori che avevano organizzato queste cose, per cui la storia è proprio vera. Fino a che anni ci sono stati i Bacialè, così per capire? E per tutti gli anni 70, sì. E quindi volevamo fare una cosa bella nel limite, diciamo, che non era una produzione milionaria, però volevamo fare una cosa bella, con la colonna sonora che fosse anche bella, ovviamente. Cioè, tanti film che escono in Italia al cinema non sono mica tanto più belli, anzi. Allora vado dalla Film Commission, Paolo Manera, ciao Paolo,
E lo guardo e fa, ma quanto avete di budget? 1,5 milioni? Ho detto, sì, toglici uno zero magari, poi ne riparliamo. No, ma qui guarda, vi aiutiamo la distribuzione, così, però magari fate dei test in qualche sala del Cuneese, ad Alba, ma anche in pianura, cioè vedete un po', così fate qualche numeretto, poi noi con questi numeretti andiamo alla distribuzione, capire un po', cioè così. Beh, al momento il film, volutamente, in questi mesi qui, l'abbiamo tenuto proprio accocconato, stretto, così, ha girato la provincia di Cuneo e la provincia di Torino, sostanzialmente, e Torino, e ha fatto 22.000 biglietti strappati, che per un film indipendente, nel senso proprio tecnico del termine, 22.000 vuol dire che qui la gente invece andava a vedere Biancaneve, andava a vedere, cioè si è sparso un passaparola incredibile, perché poi l'abbiamo capito, perché la storia era carina, fatta bene, un film non era perfetto ovviamente, ma non abbiamo nemmeno più ritoccato alla fine tante cose, piccole cose, perché alla gente piaceva così, perché la gente si è accorta che era un film vero, sincero, per cui è venuto da Senti, ma è in dialetto o si capisce? Ecco, diciamo così. No, come diciamo licenza poetica nel film, il film avrebbe dovuto essere tutto in dialetto per essere verosimile, invece diciamo, c'è qualcosa in dialetto sottotitolato, ma il film è in italiano. E come musiche, e poi chiudo qui, praticamente in un primo momento io volevo fare un progetto neorealista, volevo fare proprio una roba tipo Il vento fa il suo giro, per capirci, e saluto Fredo Valla, ciao, e Giorgio Diritti, ciao. Perché una delle frasi è stata che ogni 20 anni nel panorama del circuito indipendente esce, per una qualche congiuntura astrale, un film che rimane nella memoria collettiva. E la gente ha detto 20 anni fa era Il vento fa il suo giro, adesso è Onde di terra. Praticamente la chiave della colonna sonora è stata questa. Io ovviamente c'è il pianoforte, c'è strumenti da camera, poca roba, cioè una storia intima all'inizio, e quindi raccontata, diciamo, con un minimalismo musicale, però tutti questi silenzi che stavo mettendo, queste pause, alla fine non ero soddisfatto, c'era qualcosa che non mi quadrava, e allora ho deciso di cambiare completamente direzione, nel senso che i temi erano carini, però così com'era, si stava evolvendo, era proprio neorealista, e invece doveva passare a un livello poetico. Per far diventare poetico tutto, ovviamente il film doveva essere farcito di musica dall'inizio quasi alla fine, e come ben sapete uno degli errori, rischi eccetera nei film è metterci tanta musica, perché la musica si mangia il film, o perché magari ti diventa un brutto film con una bella musica, diciamo così. La musica doveva diventare, di fatto è diventata un elemento di sceneggiatura, cioè proprio una sorta di personaggio che commenta dal di fuori, che però c'è in scena, nel senso che come note. Ce la vedi? A proposito di questo tuo discorso, c'è una mia cara amica che io poi ho scoperto che ha suonato in questa colonna sonora. Sto parlando di Simona Colonna. Colonna sonora omen nomen, perché esatto. Allora, Simona Colonna, violoncellista, ma non solo, cantante bravissima, con cui io all'epoca conobbi anche altre storie delle Langhe, ad esempio di Masca vola via, che era un suo, forse il primo LP, parlava di queste figure streghe, forse la Masca è una specie di strega, forse dimmelo te Enrico se mi sbaglio o meno, ecco, quindi io credo che quelle zone lì dove tu vivi siano piene di questi personaggi particolari, arcaici, e questa volta dico io ciao Simona, e l'ho chiamata col suo violoncello che si chiama Quixote. In realtà Simona il pezzo suona un pezzo che poi è messo in coda, un pezzo con l'orchestra, tutta la colonna sonora è minimalista, pianoforte fatto disfatto, poca strumenti a fiato, da camera, così. Però poi nella coda, siccome non è soltanto una storia intima di una famiglia, di un matrimonio, eccetera, così, ma è una rappresentazione di una comunità, ho voluto mettere l'orchestra, perché l'orchestra è la comunità musicale, la metafora della comunità, cioè i suoni che si fondono per formare un corpo, quindi è proprio la comunità musicale l'orchestra.
e avevo 2 pezzi, quindi in questo film tutto è originale tranne 2 pezzi che sono miei, quindi ho fatto il music supervisor del film mettendo 2 pezzi miei già editi, in cui praticamente uno era l'inno della provincia di Cuneo che mi hanno chiesto di comporre nel 2010, che avevo fatto, piace sempre, funziona sempre, in qualunque parte lo metto va, ed è bello. E poi questo pezzo che era ancora inedito perché l'avevo fatto nel 2015 chiamando Simona al violoncello anche, per cui praticamente si chiamava questo pezzo Figlia dei Venti, ed doveva essere la descrizione delle langhe in musica. Praticamente è perfetto per questo film. Direi proprio perfetto. Io intanto invito chi ci segue durante questa intervista poi ad andarsi a leggere la mia recensione di Onde di Terra, che ho trovato un lavoro incredibile, ma dobbiamo chiudere perché e qui ci riagganciamo a un film di cui hai già parlato, perché qua c'è la famosa domandona finale: quale canzone originale per film tu vorresti che ascoltassimo in questa fine puntata, visto che siamo legati a un programma radiofonico che tutti ben sanno? Quindi qual è, a sorpresa? E allora That's the Way It Is, tratto dal film Me Like 4, in cui praticamente si riprende la sonorità degli anni 70, Doors e simili così, e c'è un omaggio al giornalista Walter Cronkite che faceva i reportage della guerra del Vietnam, chiudendoli con la frase "così stanno le cose, that's the way it is", che è anche un buon modo per chiudere un programma come il nostro, la nostra puntata. Così stanno le cose, cari miei, quindi allora noi ringraziamo Enrico Sabena per questo suo excursus sulle colonne sonore, sia quelle della sua carriera, ma anche soprattutto di queste della sua ultima parte della carriera, che è soprattutto Onde di Terra. E quindi ragazzi io saluto, ciao Enrico, ciao Massimo. Ciao Marco, ciao Massimo, ciao a tutti e grazie. Grazie a te, ciao Marco.